Prima la scopertura della targa vicino alla rotonda Giunone, ai piedi della Valle dei Templi, con suffisso 100 alberi di mandorlo per la valle. Poi la piantumazione vera e propria, ma anche un convegno a Casa San Filippo. Agrigento ha vissuto così ieri la giornata della terra, un momento di festa organizzato da Rotary con in testa il suo presidente Franco Vitellaro. E ieri in contemporanea tutti i club Rotary del mondo hanno piantato un albero nei loro territori per un totale di 1.200.000. Gli alberi assorbono carbonio e rilasciano ossigeno, supportano la biodiversità, migliorano il nostro suolo, il nostro clima e i nostri stati d'animo. Ad Agrigento erano presenti tutti i club Rotary della provincia, oltre alle autorità del parco archeologico che hanno accettato ben volentieri l'iniziativa e l'hanno supportata piantando anche loro degli alberi. Si è inoltre proceduto alla consegna e piantumazione di 2 carrubi donati da tutti i club dell'area. Ospite particolare della giornata, John De Giorgio, governatore del distretto Sicilia Malta.